Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. Quest'oggi abbiamo, oltre a una serie di servizi, ospiti in studio gli amatori Tolmezzo, alias Mercante del Mondo. A rappresentarli abbiamo Davis Plazzotta, che è il portiere della squadra, Giulio Polo, che è un giocatore, un laterale, e Pier Giorgio Rotter, che è naturalmente un altro giocatore di questa formazione di Tolmezzo. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Voi, partiamo da Davis, che è quello che da più anni, diciamo, nella rosa. Voi avete un patron che fa da mister, sponsor, è un despota, diciamo, o è una persona che vi ha dato una grossa mano in questi anni? Una persona così in una società come la nostra, diciamo, società, andiamo tutti per divertirci, non per cercare. Quindi è un collante, insomma, Sì, una persona diciamo che è una persona vi porta a giocare per non ci divertirsi, fosse, insomma, veramente. Sì. Nel suo silenzio, diciamo, fa. Perché è un tipo taciturno, Sì, però quando si inalbera, diciamo, usiamo questo termine. Esattamente. Ho capito. Giulio, nell'ultima giornata di campionato siete caduti con una delle squadre che è in lotta per la retrocessione, il Forgia Rings, no? Cosa è successo? Diciamo che innanzitutto sono stati bravi loro perché hanno fatto una bella partita e forse l'abbiamo presa un po' sotto gamba all'inizio e l'abbiamo pagata sul campo. Comunque onore a loro che hanno meritato la vittoria. E comunque la classifica vi sorride perché ancora siete secondi, avete, se non ricordo male, 4 punti di vantaggio sulla terza seguitrice, per cui insomma la classifica è ancora tranquilla. È un girone molto equilibrato da quello che si vede, no? Un girone molto equilibrato, soprattutto adesso in questa seconda fase. All'inizio forse i valori erano un po' più marcati, mentre adesso anche le squadre che stavano dietro si stanno facendo vedere bene, insomma. Quindi stanno uscendo. Martina, vuoi leggerci un attimo la classifica? Così allora, capeggia la classifica il Formentera Team con 27 punti, sussegue il Mercante del Mondo con 24, Gnau Sport 20, Real Tresesi con 20, Taboga C5 17, ASD Cernieu con 14, Ancora C5 14, Forgia Rings con 12, C5 San Daniele con 11, Nimis C5 sempre con 11, Celtics Cluse con 9 e FC Sago ACMC Service con 8. Quindi una classifica molto corta. Pier Giorgio, quali sono le squadre che finora vi hanno maggiormente impressionato in questo campionato? Ma probabilmente il Formentera, il Real Tresesi e anche il Gnaus. Diciamo che comunque voi avete una bella squadra perché avete anche un bomber, no? Che se non ricordo male è Giulio Paschini, che è in lotta per il titolo di cannoniere, che se non ricordo male ha siglato 33 reti. Oltre a lui, quali sono, diciamo, i giocatori che vi danno maggior sicurezza e quelli che magari riescono anche a portarvi qualche frutto, no? In termini di gol? Sicuramente maggior sicurezza nella retroguardia c'è Flavio Fruc e Roy Stefano, che comunque il loro ruolo lo sanno gestire molto bene. E in avanti abbiamo anche Francesco Marini, che ha siglato diverse reti. Quindi siamo una squadra che comunque sa giocare, perché voi, se non ricordo male, venite un po' da esperienza di calcio a 11, no? E quindi avete comunque delle doti già acquisite, diciamo. È più facile giocare secondo voi a calcio a 11 o a calcio a 5? Secondo me nel calcio a 5 la tecnica è maggiormente importante. Invece per Davis, che fa il portiere, preferisce
Vedersi tirare da distanze brevi oppure preferisce giocare a 11? Io sì, sono arrivato l'anno scorso e credevo, ho detto, boh, una porta grande, quella lì è 3 metri, non so. Paro tutto, invece Invece è difficile, no? è tutto un altro mondo. Bisogna lavorare un po' sulla difesa a questo Esattamente, punto, no? però migliora tanto sulla posizione. Quando ti trovi sulla porta grande ti aiuta. Ti aiuta. Ti aiuta, sì. E per Polo invece? Beh, io invece è il primo anno che gioco e diciamo che all'inizio è stato piuttosto difficile ambientarmi, adesso le cose vanno un po' meglio. Comunque se posso dire una grande mano ce la dà anche Plazzotto in porta, perché non è stato citato fra quelli che sono maggiormente importanti per la squadra, ma sta facendo Il veramente vostro bene. Buffon, insomma, diciamo. Esatto. In termini. Il nostro Buffon. Ho capito. Voi siete giovani, adesso vedremo invece un'intervista rilasciata da Carlo Pecile, che invece rappresenta una squadra di over 40, il Dalodia. Siamo con Carlo Pecile, l'arcigno difensore del Dalodia, campionato over 40. Carlo, come sta andando la stagione? La nostra stagione sta andando finalmente bene, ha preso una buona piega dopo un inizio molto travagliato. Abbiamo dovuto lavorare con dei nuovi innesti, dei buoni elementi che però si sono amalgamati e integrati nel tempo e quindi solo nelle ultime partite. E per questo motivo siamo riusciti ad ottenere ben 3 successi di fila, è un risultato che non ci ricordiamo da tempo, sinceramente. Gli obiettivi della stagione quali sono? Gli obiettivi della stagione sono quelli di fare un buon ritorno, mettere in pratica tutto quello che abbiamo messo di meglio come a livello mentale, a livello di fisico nella prima parte. Siamo abbastanza fiduciosi di ottenere un buon risultato, un buon piazzamento quando ci troveremo a confrontarci con le squadre alla nostra portata, le squadre del nostro livello. Carlo, quali sono state le squadre che vi hanno messo maggiormente in difficoltà? Bene, è una risposta molto facile. Noi abbiamo incontrato le solite squadre di grossa caratura tecnica che ci hanno impressionato. E innanzitutto il San Daniele continua a rinnovare il suo parco giocatori in maniera splendida e penso sarà anche una candidata alla vittoria finale. La Tavernetta, con la quale abbiamo subito un passivo piuttosto importante. La Copca Tolmezzo, laddove però siamo riusciti a metterci qualcosa di buono anche noi, quindi lì abbiamo limitato il passivo. Per il resto, seppur perdendo molte partite, siamo riusciti a tenere testa per larghi tratti delle partite anche ai nostri avversari. E per chiudere, la formula del campionato ti piace? La formula del campionato mi piace giocare, è una cosa sempre fantastica, l'entusiasmo è enorme, però io la vedrei più suddivisa in 2 settori, cioè le migliori squadre si dovrebbero secondo me confrontare più fra di loro, quello che avverrà quindi fra qualche settimana. Quindi dall'inizio partire con Coppa e campionato? Io direi di sì, con Coppa campionato oppure 2 campionati laddove c'è una o 2 promozioni, 1 o 2 retrocessioni per far giostrare le due, per avere ognuno uno scontro, una serie di scontri al proprio livello. Rieccoci in studio. Rotter, qual è il punto di forza del Mercante del Mondo? Secondo me siamo un buon gruppo, sia negli spogliatoi sia in campo, anche se ogni tanto la tensione magari momentanea di uno svantaggio ci rende un po' nervosi, ma secondo me siamo un buon gruppo, anche Un buon gruppo. E invece l'anello debole, quello che potrebbe crearvi qualche problema magari nel proseguo del campionato? che magari altri giocatori, dovendo iniziare la preparazione, magari il numero dei giocatori presenti nelle varie partite calerà. Quindi probabilmente all'inizio del Carnico molti giocatori sceglieranno, diciamo, la preparazione con le squadre di calcio a 11 e quindi se voi per caso doveste affrontare i playoff sarete in grossa difficoltà, questo sì. Ho capito. Martina, hai qualche domanda da fare ai nostri ospiti? A chi la faccio? In generale. Tra le compagini del vostro campionato, chi pensate che possa avere le carte in regola per vincerlo? Ma rispondo io. Sì, vai. Sicuramente Real Tresesi,
personalmente è la squadra che mi ha pressionato di più, anche se ultimamente ha perso qualche colpo, diciamo. Penso che la classifica rispecchi i valori che si sono visti fino adesso, quindi spero che anche noi arriveremo fino in fondo continuando così, ecco. Una domanda sugli arbitri. Cartellino verde, ad esempio, cosa ne pensate? Allora, specifichiamo per i nostri teleascoltatori che il cartellino verde viene dato a fronte di una doppia ammonizione e permette alla squadra che lo subisce di poter reintegrare, diciamo, l'espulso. Secondo voi è una cosa giusta per questo tipo di sanzioni o la cosa, diciamo, non vi piace? Magari se mi rispondete tutti e tre. Ma secondo me, considerato che comunque c'è molta più fiscalità nel fischiare i falli, può essere una cosa utile, insomma. Per Giorgio? Sì, secondo me dà la possibilità alla squadra comunque di penalizzare il singolo giocatore, non la squadra intera, sul proseguo della partita. Su determinati falli, naturalmente. Esatto. Invece Davis, da dietro, dalla porta, cosa dice di questa... No, sì, è una... Siete favorevoli, diciamo? Sì, io metterei anche al calcio 11. Sì, diciamo, c'è anche nel calcio 11, viene gestita in maniera un po' diversa, perché le dinamiche di gioco sono un po' diverse rispetto al calcio a 5, no? Sì. Obiettivi della vostra, a questo punto, visto che ormai la promozione è un passo, i playoff probabilmente mi dicevate che avete qualche difficoltà nel gestirli, quindi l'obiettivo primario rimane? Salire, dato che siamo scesi l'anno scorso. Quindi ritornare, diciamo, da dove siete venuti. Esattamente, perché non siamo una squadra, insomma, l'anno scorso non eravamo una squadra da retrocessa, insomma, e quest'anno, insomma, siamo una squadra che, nulla togliendo agli altri, ma non siamo una squadra da rimanere in seconda. Insomma, sì. E invece il prossimo impegno dove lo avete? Il prossimo impegno ce l'abbiamo in casa contro l'Ancora, che per me è anche un derby. È un derby. Perché io gioco nel Carnico, gioco proprio con l'Ancora. Con l'Ancora, quindi per me è un derby, no? Partita sentita, insomma. Insomma, sono parecchie però partite sentite, perché vedo dalla classifica si evince che ci sono parecchie squadre della zona, quindi sì. penso che poi ci sia, oltre alla partita, anche grande festa, no? Poi, sì. Bene, erano gli amici del Mercante del Mondo, in arte Amatori Tolmezzo. Lasciamo spazio ai nostri inserzionisti e salutiamo naturalmente i nostri ospiti. Grazie. Buonasera. Buonasera. Salve. Rieccoci in studio, abbiamo cambiato la scenografia, abbiamo cambiato gli ospiti, parliamo adesso di salvamento acquatico, se non ho capito male la materia. Ce ne parla il dottor Giovanni Gersina e Massimiliano Della Valle, rispettivamente maestro di salvamento e delegato regionale FISA e delegato provinciale di Trieste. Giovanni, spieghiamo un po' ai profani cos'è questa federazione, la FISA, e raccontiamo, diciamo, di cosa si occupa sostanzialmente. La FISA nasce nel lontano 1899 come federazione, come ramo della FIN, la Federazione Italiana Nuoto, e si occupa di salvamento. Ha avuto una storia abbastanza complessa che non è questo il luogo in cui trattarla interamente. Comunque è stata bloccata durante il suo excursus da delle problematiche burocratiche e nel 2010 ha avuto l'autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto al rilascio dei brevetti di assistente bagnanti, per cui la principale mansione che ha la nostra federazione è quella di formare soccorritori acquatici e assistenti bagnanti, e quindi si occupa di salvamento e di formazione. Giovanni, a livello regionale com'è strutturata questa federazione? C'è a livello gerarchico c'è un delegato regionale, provinciale, io sono quello della provincia di Udine e di tutto il Friuli Venezia Giulia, poi ciascuna provincia si organizza in maniera autonoma con dei delegati provinciali, appunto. A Trieste c'è Massimiliano Della Valle,
che si occupa sia della formazione ma soprattutto del soccorso con i cani, del soccorso cinofilo. A Pordenone c'è Alessandro Dreina e a Gorizia Vincenzo Allegretti, sono tutte persone, diciamo, che fanno di mestiere il soccorritore acquatico. Massimiliano, in cosa consiste questo tipo di lavoro? È un po' particolare, nel senso la parte acquatica e la formazione delle persone sono uguali, cambia naturalmente il compagno con il quale si scende in acqua, ci sono delle tecniche particolari. Io faccio parte della scuola italiana cani salvataggio, che è la scuola più grande a livello nazionale, a livello europeo, del soccorso acquatico con i cani, e quindi ci siamo fusi, grazie alla mia esperienza e grazie alla conoscenza con Giovanni, abbiamo fuso queste due conoscenze e abbiamo creato anche all'interno della FISA del Friuli Venezia Giulia il gruppo cinofilo. E quindi il gruppo cinofilo, diciamo, è correlato a questo settore, diciamo, di salvamento, cioè sì, si tratta sempre di professionisti brevettati, formati alla pari di qualsiasi assistente bagnanti, in più, diciamo, hanno il privilegio di poter lavorare assieme a un compagno fidato quale il cane, che noi formiamo dalla preparazione dell'obbedienza base all'indifferenza, a tutta una serie di stimoli che possono trovare nella spiaggia, all'operatività vera e propria. Poi naturalmente quello che diciamo sempre è che il cane è più difficile insegnargli a stare in spiaggia che salvare una persona, è un addestramento abbastanza particolare, abbastanza selettivo, che dura 1 anno circa. Bene, interrompiamo un attimino, passiamo dal sacro al profano quasi, passiamo al calcio. Il servizio è sulla partita Campeglio-Adorniano, una partita di prima categoria della Lega Calcio Friuli Collinare. Siamo con Binuti Luigi, il mister del Campeglio. Mister, la partita oggi, diciamo, è stata in discesa dall'inizio, no? Quali sono i prossimi obiettivi? E naturalmente il Campeglio è una delle candidate alla vittoria finale. Sì, è candidata alla finale se non subisce tanti infortuni. Io sono dall'inizio dell'anno che sto subendo tanti infortuni e anche assenze per lavoro, no? Purtroppo ogni volta devo fare necessità virtù, allora spero solo che la fortuna mi assista e assista la squadra. Per adesso sono contento perché per i punti che abbiamo raccolto, no? E comunque avete un giovanotto, un certo Giorgio Basso, che comunque oggi ha dato il suo contributo, no? Esatto, ma vorrei elogiare tutta la squadra dal primo all'ultimo. No, perché sto recuperando anche infortuni di vecchia data, cioè sono gente ferma da 2 anni e pian pianino la sto recuperando, no? Se riesco in tutto questo è come se avessi vinto il campionato, perché la cosa più bella è recuperare tutti gli infortunati e avendoli a disposizione allora posso ruotare tutti, quindi penso di giocarmela con tutti, ecco. E comunque il Campeglio, da quello che si legge, ha una bella rosa anche, no? Sì, avevamo una rosa ampia, bella, ma purtroppo, come le ho spiegato prima, un po' per il lavoro, perché sono tanti ragazzi che sono alle prime armi di lavoro, quindi tante volte non possono venire a giocare neanche a fare allenamento. Poi sono anche gli infortuni che ci hanno condizionato, perché sono stati infortuni gravi, cioè c'è gente che ho perso per 1 o 2 anni, addirittura 6 mesi qualcuno, no? Allora, avendo anche quello, sai, non è che era gente anche che sapeva giocare a pallone, non è che erano ragazzi anche in gamba veramente, perché so che tanti della FIGC vogliono portarmeli via, quindi sono costretto a fare buon gioco, no? Buon viso cattivo gioco, insomma, come si dice. Ecco. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a lei. Cudizio Alberto, è stata una partita incanalata subito verso i binari giusti, no? Avete vinto con Adorniano, primo tempo subito in vantaggio per 3-0. Sì, dovevamo portarla fuori, sono una squadra che ha messo sotto anche le grandi, è una squadra comunque che punta a salvarsi, a fare un buon campionato. Noi dobbiamo tenere ritmo perché vogliamo andare su, perché abbiamo dei buoni obiettivi, un buon organico. Vedremo adesso le prossime, saranno sempre partite importanti, sempre difficili, speriamo di giocare tutte così. Qual è stata la molla che vi ha, diciamo, lanciato la vittoria nel derby con la Dinamo Corda? Con la Dinamo Corda è una partita che quando si vincono quelle lì poi si è sulle ali dell'entusiasmo. Se continuiamo così possiamo farcela. Obiettivo? Obiettivo, minimo i playoff. Perfetto, grazie. Prego. Ciao. Federico Bertosio, oggi non è una giornata felice da un punto di vista del risultato, no? Mi pare che la squadra oggi non c'era qualche defezione forse che vi ha un po' limitato?
Sicuramente il risultato quando becchi 5 gol non è mai una prestazione da ricordare. Per quanto riguarda le assenze, sì, avevamo 3 squalificati, poi avevamo altri 3 titolari che erano assenti, quindi mancavano 6 giocatori, diciamo, che fanno di solito parte degli 11. Comunque, a prescindere dalle assenze, penso che la sconfitta sia tutto meritata, perché gli avversari hanno giocato nettamente meglio, anche se mi dispiace perché potevamo almeno segnare 2-3 gol, perché abbiamo nella ripresa in effetti se andavate sul 4-2, perché avete 2 occasioni, non dico pulite, comunque 2 ghiotte occasioni. Sì, noi abbiamo iniziato bene i primi 15 minuti dove abbiamo avuto la palla per fare 1-0, poi abbiamo fatto 2 errori grossolani, siamo andati 2-0 sotto, abbiamo avuto la palla per fare il 2-1, abbiamo preso il 3-0 e lì è un po' finita la partita. Nella ripresa abbiamo cercato di cambiare marcia, dare qualcosa in più per insomma rendere cara la pelle e uscire con onore dal campo, e il primo palla gol per gli avversari abbiamo preso 4-0, lì è finita, però poi insomma abbiamo tenuto bene, non ci siamo fatti umiliare sul piano del gioco, e forse con qualche gol all'attivo sarebbe stato un pomeriggio un po' meno amaro, ecco. A questo punto l'obiettivo dell'Adorniano qual è? L'obiettivo dell'Adorniano dall'inizio del campionato, essendo stati promossi l'anno scorso, è quello della salvezza, quindi noi dobbiamo prima di tutto arrivare a quota 21-22, che penso siano i punti che siano sufficienti per salvarci, e dopo 3-4 anni che mancavamo dalla prima penso sia l'obiettivo minimo da raggiungere, ma sono convinto che la squadra al completo non avremo difficoltà a centrarlo, ecco. Eccoci in studio, questa è una domanda che potrei fare a entrambi. Nel vostro ambito, diciamo, è nata una nuova Lifeguard Academy, no? Se non ho letto male sul vostro sito. Di cosa si occupa e quali sono i requisiti per poter accedere a questa accademia? La Lifeguard Academy è la nostra scuola di salvamento regionale, è un'associazione sportiva dilettantistica che si occupa di fornire servizio di sorveglianza sia balneare che nelle manifestazioni sportive. È nata dall'idea del nostro del presidente Maurizio Di Qual, di Tolmezzo, ed è operativa in tutta la regione. I requisiti per far parte sono diversi, essendo un'associazione può esserci un simpatizzante che è chi magari non è operativo, ma la parte più importante è data dall'operatività. Noi abbiamo un gruppo che si chiama Squadra Soccorsi Acquatici Speciali, che è rappresentata da questo logo, che ogni membro di questa squadra è un soccorritore fluvio marino lacustre, cioè è in grado di operare in diversi ambienti eterogenei. La caratteristica principale è quella che noi vogliamo essere di sostegno a quei corpi come i vigili del fuoco, la protezione civile, anche nelle emergenze acquatiche, per cui la nostra scuola si occupa di questo, di formazione e di operatività con un nucleo operativo di soccorritori. Martina, vuoi fare una domanda al nostro Massimiliano? Sì, allora il vostro statuto prevede, oltre naturalmente alla parte relativa al salvamento, un settore sportivo, quindi significa che ci sono particolari competizioni anche in questo settore? Se posso rispondere io, perché era una cosa a cui ci tenevo. Beh, noi trattandosi di nuoto abbiamo questa volontà di fare dello sport, però abbiamo più un taglio professionale, nel senso a noi le gare interessano, infatti siamo inseriti nel circuito del triathlon, l'Extreme Triathlon, però non è quello lo scopo principale nostro, nel senso abbiamo il nuoto e la corsa, perché quella che è l'attività che deve fare un soccorritore deve avere ovviamente una prestanza fisica di un certo tipo, però ci occupiamo dello sport che va verso il salvare la vita umana, non è soltanto lo sport, mi viene da dire agonistico, perché comunque l'agonismo ha la sua nobiltà, però noi vogliamo dargli questo taglio, cioè facciamo dello sport ma come fine ultimo è appunto la salvaguardia della vita umana nell'ambiente acquatico. Massimiliano, lei si occupa anche di formazione, no? Quali argomenti trattate in questi corsi? Beh, essendo specializzato in cinofilia, naturalmente tutti gli argomenti inerenti al cane, alla conoscenza del suo essere, la psicologia, i metodi di addestramento, naturalmente tutto fatto in rispetto dell'animale,
senza naturalmente nessun metodo coercitivo che grazie al cielo piano piano sta scomparendo, anche perché è impossibile costringere un cane a fare le cose che fanno i nostri. Oltre a questo abbiamo una grande formazione a Trieste, una grande attività nelle scuole per sensibilizzare i bambini appunto al rispetto degli animali in generale, dei cani in particolare, e sensibilizzarli un po' anche alle regole, alla sicurezza nautica, quindi attraverso le dimostrazioni coi cani sensibilizziamo un po' di più i ragazzi. Ecco. Dottor Gersina, come mai la necessità di affiliare la federazione a un ente come l'Oxen? Beh, noi abbiamo voluto comunque avere le spalle coperte e l'Oxen, soprattutto perché noi ci siamo espansi da Udine, ci hanno dato subito un sostegno incredibile, soprattutto dal punto di vista pratico, nel senso ci hanno dato una mano all'inizio, ci hanno aiutato, ci hanno detto come muoverci, ci hanno dato anche per esempio una cosa che può sembrare banale, ma anche delle formule assicurative molto convenienti, e soprattutto ci hanno permesso di avere subito una visibilità ottima, pur essendo relativamente giovani, per cui l'Oxen è stato fondamentale per noi. Massimiliano, come delegato provinciale di Trieste, quali sono gli obiettivi a breve termine? A breve termine la preparazione appunto delle mie unità cinofile con la nuova professionalità della FISA, e lavorare molto nella preparazione dei volontari della protezione civile, perché questo è l'ambito nel quale mi muovo, e appena espletate le ultime scartoffie partiremo con i corsi per assistenti bagnanti per chiunque nella provincia di Trieste voglia provare questa nuova federazione, che secondo me, che vengo da altre federazioni ormai da tantissimi anni, è un'associazione, una federazione molto seria, molto attenta alle innovazioni, e quindi cerchiamo di dare un po' di fresco a quest'ambiente degli assistenti bagnanti. Un ultimo velocissimo, il vostro sito, se qualcuno vuole magari contattarvi? È www.fisafvg.it, lì trovate tutte le informazioni su corsi, contatti e quant'altro. Perfetto, ringraziamo i nostri ospiti, Grazie li salutiamo naturalmente sperando di trovarci in un'altra occasione dove approfondiremo ulteriormente questi argomenti, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.